Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Ben ritrovati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e ben ritrovati anche a chi ci sta seguendo attraverso i nostri canali video. Oggi vi presentiamo il candidato del Movimento 5 Stelle, che saluto e ringrazio per essere qui presso i nostri studi, Anthony Candiello. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Io sono di Venezia, sono attivo sui temi dell'ambiente da quasi 20 anni. Mi presento alle elezioni, ma non sono un politico uscente, quindi sono un semplice cittadino che però si propone per le europee. Ho 54 anni, sono sposato, ho 2 figli, lavoro con le imprese, con la pubblica amministrazione come consulente, sono un formatore sui temi della tecnologia e anche ho delle docenze a contratto con l'università, alcune università, quindi l'Università Salesiana per quanto riguarda economia e organizzazione aziendale, e poi su alcuni temi con l'Università di Padova. Lei ci ha fatto un profilo, no, molto velocemente di se stesso, quindi lei viene fuori dal mondo comunque dell'università, degli studi, dell'impresa e insomma sempre lontano dalla politica militante. Cosa l'ha spinta a scendere in campo e a candidarsi con il Movimento 5 Stelle, ma a fare politica attiva sul territorio? Guardi, per me sono proprio 2 percorsi paralleli. Sono un fisico di formazione, ho fatto ricerca, ma dall'altra parte ho una fortissima passione sui temi dell'ambiente che presidio, per la quale sono attivo da molto tempo, perché sapete a Venezia abbiamo molti temi complessi, ma anche qui nel Trevigiano per l'inquinamento, quindi è una cosa che questo mio impegno ha trovato piena condivisione di valori col Movimento 5 Stelle quando proprio è sorto nei primissimi nel 2009, ma già nel 2007 c'era Beppe Grillo che girava con questi spettacoli. Una volta ha chiamato noi ambientalisti, siamo andati su uno spettacolo a portare la nostra testimonianza. Quindi le 5 Stelle sono 5 temi che riguardano ambiente, ma riguardano anche digitale, innovazione, in cui mi riconosco in pieno. Parleremo sicuramente di questi temi, dell'ambiente, del lavoro, del digitale, del futuro, e anche parleremo dei giovani. Prima però una domanda tra virgolette politica. Seguendo il dibattito, no, di questa campagna elettorale che sembra dallo scorso marzo non essere mai terminata, ha la sensazione che insomma il governo attuale giallo-verde, no, che insomma non si sta risparmiando reciproche accuse, dopo il 26 di maggio andrà a casa e qualcosa cambierà? Allora, l'intenzione è quella di continuare, perché in qualche modo il governo nasce da un'esigenza, da un dovere nei confronti dei cittadini, quindi il Parlamento ha espresso delle forze politiche, il Movimento 5 Stelle ha un gran numero di parlamentari, ha cercato delle possibilità per costruire un governo. Alcune forze sdegnosamente hanno detto noi stiamo a guardare, e l'unica forza con cui è stato possibile costruire questo tipo di accordo, un contratto, è stata la Lega Nord, realtà molto diversa dai 5 Stelle, va detto, però insomma si è in Parlamento, la legge elettorale è fatta in questo modo e noi abbiamo ritenuto di onorare il nostro impegno, e questo impegno lo onoreremo anche successivamente, perché il Parlamento è una cosa, il contesto europeo è un altro. Senta, lei ha parlato di ambiente, ha parlato di lavoro giovane, del lavoro futuro, digitalizzazione, tutti i temi che c'entrano molto con questa area territoriale del paese, col nord-est. Ma secondo lei perché il Movimento 5 Stelle, numeri alla mano, fa così fatica a sfondare in termini di consenso elettorale a nord-est? Movimento 5 Stelle che ha avuto comunque il primo consigliere comunale, l'allora Borrelli in Italia, ha avuto il primo sindaco grillino, il sindaco di Sarego, ha avuto anche uno dei primi sindaci di un grosso comune, Mira, con Maniero. Ma perché fa così fatica? È tutta colpa della Lega e di Salvini che hanno fatto incetta di voti?
Beh, insomma, questa è una terra magari che è stata molto democristiana, poi hanno trovato forse altre forze politiche, molti di quelli che seguivano un certo tipo di pensiero, però va detto che forse il messaggio non è stato adeguatamente compreso. E il messaggio dei 5 Stelle non è, come dire, è un messaggio che vuol portare anche il cambiamento, benessere e anche un'avanzata di tipo economico, perché portando i temi dell'ambiente e dell'innovazione noi possiamo, sono le due leve che a livello mondiale porteranno a un'evoluzione economica. Cioè, se noi vogliamo crescere economicamente non possiamo rimanere sul tradizionale, sul manifatturiero tradizionale, ma dobbiamo fare un manifatturiero avanzato, digitalizzato e legato ai temi dell'energia. Senta, ci sono stati 2 temi fondamentali in questi mesi, da un lato il tema del lavoro molto importante, dall'altro il tema dell'immigrazione, e parliamo innanzitutto dell'immigrazione. Quali sono le ricette, cosa prevede a livello di Europa il Movimento 5 Stelle per arginare il fenomeno migratorio e per far sì che, probabilmente sarà d'accordo anche lei, l'Italia non sia più lasciata sola allo sbando dall'Europa? Esatto, infatti l'aspetto principale è questo, cioè le precedenti forze politiche avevano, diciamo, lasciato un po' la questione poco gestita. Il risultato che a livello europeo si era detto: tenetevi gli ingressi, ve li gestite voi e poi sono problemi vostri. È chiaro che in questo modo nasce un'emergenza, quindi il Movimento 5 Stelle ha ribadito l'esigenza di un coordinamento europeo, lo ribadisce in ogni situazione il nostro Presidente del Consiglio, viene ribadito in Europa e viene ribadito anche come azione del nostro governo. L'opportunità è notevolissima, cioè noi abbiamo una spinta all'immigrazione veramente insostenibile, ma andrà gestita anche come opportunità, perché ricordiamo, l'Africa sarà il continente più popoloso, probabilmente nei prossimi 30 anni supererà l'Asia, quindi noi dobbiamo creare un meccanismo positivo di relazione con questo continente, non esserne sommersi, magari subirne così l'immigrazione in maniera passiva, ma dobbiamo viceversa trovare un meccanismo di scambio economico che consenta a queste popolazioni di interagire con l'Europa su un piano, diciamo, utile per entrambi. Senta Candiello, parliamo adesso di lavoro e partendo dai giovani, no? Sì. Quale sarà il ruolo dei giovani nel terzo millennio? Che istruzioni dovranno avere, che grado di cultura, quali saranno i lavori e le opportunità che avranno in Europa? Guardi, io ho tenuto dei corsi giusto l'anno scorso per il QOA, per alcuni enti di formazione, per molte realtà, sul big data, sui temi del digitale, sulle reti di calcolo, sul cloud. Su questo ho fatto anche dei progetti europei e quindi ho visto un pochino anche da dentro le evoluzioni che stanno avvenendo. Le opportunità sono straordinarie, perché passeremo a il digitale che conosciamo è più interagiamo noi con il digitale per fare delle cose, invece diventerà autonomo, quindi alcune azioni verranno gestite direttamente, le macchine che guidano da sole, gli apparati che ci rispondono, e questa è una grande opportunità. I giovani dovranno ovviamente avere una cultura, una competenza molto avanzata, le discipline tecniche avranno una grande importanza, ma anche quelle umanistiche, perché poi è una questione anche di interazione uomo-macchina che andrà gestita con grande cautela. Attenzione, perché anche lì bisogna che l'uomo sia presente per governare questo, che è un processo di evoluzione che forse non riusciamo anche ancora a comprendere a che livello arriverà. Questo processo di evoluzione implica anche sicuramente dei nuovi lavori, ma anche dei nuovi diritti dei lavoratori, no? Di fronte all'innovazione digitale per le imprese. Mi riferisco anche alle polemiche, no? Su Amazon che controlla in qualche modo con dei software i dipendenti, e quindi ci saranno dei nuovi diritti e delle nuove tutele anche nei posti di lavoro. Come questi nuovi lavoratori dovranno essere tutelati? Allora, noi abbiamo visto un digitale
che in questa fase ci controlla, ma già adesso, perché spesso noi dobbiamo inserire i dati sui sistemi digitali e il digitale ci dice cosa fare, ma anche banalmente quando uno si muove in macchina, no, a Google Maps per dire uno, oppure le mappe di Apple, oppure le mappe di altri circuiti che ci dicono cosa fare, gira a destra, gira a sinistra. Quindi comanda la macchina. Ma perché comanda la macchina? Perché manca il pezzo autonomo di guida. Nel momento in cui guiderà la macchina da sola, in realtà è un vantaggio per noi, perché a quel punto noi potremo fare altro e la macchina gestisce i problemi. Chiaramente uno può spaventarsi perché dice il lavoro dopo chi lo fa. In realtà noi scarichiamo gli oneri di alcune attività ai sistemi automatici, ma questo è solo un vantaggio, perché noi possiamo muoverci su attività a maggiore necessità di intervento umano. Su questo però bisogna lavorarci preventivamente. Il nostro paese al momento, nella situazione attuale, presenta un certo rischio perché ha molte professioni dequalificate, quindi bisogna alzare il livello delle professioni. A quel punto non c'è nessun rischio in termini occupazionali, perché quelle attività verranno sempre gestite da persone e non sono sostituibili dalle macchine. Senta, il 2054 non è poi così lontano, no? Mancano 25 anni, di fatto una generazione, i nostri figli saranno uomini nel 2054. Mesi fa girava all'interno, insomma, di Facebook del Movimento 5 Stelle un video che diceva 2054 il lavoro che conoscevamo è scomparso, dedicheremo solo l'1% della nostra vita al lavoro. Era come dire una buttado o c'è qualcosa di vero, di concreto? Ci sono anche delle opportunità, cioè è vero che nel momento in cui avremo dei sistemi in grado di gestire in automazione molti dei processi che noi dobbiamo gestire manualmente, avremo più tempo per fare le attività che ci possono portare avanti. Ok, attenzione che noi abbiamo anche alcune emergenze di tipo planetario, noi abbiamo un sistema così com'è che sta danneggiando l'equilibrio complessivo climatico, abbiamo l'esigenza di trasformare, di non lasciare le persone che passino tutto il tempo in automobile, dobbiamo gestire meglio i nostri rifiuti, l'aria, diciamo le emissioni inquinanti, e quindi è chiaro che quel modello, se abbiamo un aiuto della tecnologia, in realtà questo è solo un'opportunità assolutamente positiva. Se ci rimane più tempo è meglio. Allora non è che le macchine ci comandano, le macchine sono al nostro servizio perché sono fatte da noi avremo più tempo per usare le nostre competenze più elevate e per non dover gestire invece l'attività ordinaria, magari anche facendo del male a noi e all'ambiente. Io dico, quando uno passa ore e ore in automobile per andare a un certo posto, magari non si rende conto, ma è comandato dalla macchina, invece viceversa sarebbe magari se possiamo dedicarci ad altro. È chiaro che nel momento in cui ad esempio i trasporti vedranno un intervento dell'automazione sul trasporto pesante, sui camion, queste sono già delle sperimentazioni molto avanzate in corso, è chiaro che lì ci sono intere categorie per le quali bisogna prevedere un passaggio transizionale, ma il transizionale va programmato, su questo non c'è nessun problema, bisogna solo programmare il cambiamento per fasce, diciamo, di lavoratori, per percorsi di trasformazione. È il change management che si fa abitualmente in azienda. Io, diciamo, gestisco ogni tanto questi processi ed si tratta solo di prevederlo prima. L'esempio che posso fare è quello del territorio di Venezia. Noi abbiamo Porto Marghera, lì c'è stata una grande trasformazione. Se però l'avessimo gestita per tempo prima, con più programmazione, con più capacità previsionale, avremmo avuto meno problemi. E comunque è sempre una questione di programmazione razionale e si affrontano tutti i problemi senza criticità. Senta, parlando di lavoro, abbiamo fatto una proiezione, insomma, un po' avanti negli anni. Quello che c'è da registrare anche, o che le cronache economiche e del mondo del lavoro registrano, è gli appelli che puntualmente arrivano da molti imprenditori che non riescono in questo momento e perdono le commesse perché non riescono a trovare forza lavoro, ed è una forza lavoro non particolarmente tecnologica, non particolarmente legata alla digitalizzazione. Operai specializzati piuttosto che muratori specializzati piuttosto che carpentieri, c'è anche questa comunque in realtà. Assolutamente sì, diciamo che questo è caratteristico dell'area di Treviso, dell'area di Vicenza, cioè sono due aree. Sappiamo che Vicenza più Treviso
fanno 26 miliardi di euro di esportazione, cioè esportano più della Grecia. Cioè, attenzione, qui parliamo di numeri grossi perché effettivamente abbiamo una capacità produttiva straordinaria. Il processo, diciamo, di gestione, ad esempio qui la questione immigrazione, sono aree che hanno richiesto molto l'immigrazione proprio per questo tipo di manodopera. Però il processo magari è stato poco gestito, poco pianificato. Anche qui si tratta di gestire correttamente i flussi, magari selezionare manodopera qualificata, non super qualificata, ma comunque manodopera qualificata, e quindi garantire alle imprese una loro evoluzione. Attenzione che il nostro paese attualmente importa manodopera molto poco qualificata, però esporta manodopera molto qualificata. Siamo l'unico paese in questa situazione, mentre ad esempio l'Inghilterra, sappiamo, attira sia la manodopera non qualificata, ma moltissimo, anche il doppio in termini numerici, di manodopera qualificata, che sono i nostri giovani che vanno a lavorare in Inghilterra perché trovano più opportunità. Parliamo adesso della questione ambientale e della salvaguardia del pianeta, ma sì, che vuol dire la salvaguardia di Venezia, di Treviso, la salvaguardia del Veneto. Noi viviamo in un'area particolarmente inquinata, sia per quanto riguarda lo smog, la pianura padana, che per quanto riguarda il mondo delle industrie. C'è un dibattito per esempio sulla plastica, no? Ma vorrei partire da una considerazione e da un esempio. È così difficile installare all'esterno dei supermercati le macchine che danno 10 centesimi di sconto per la spesa di fronte a uno che butta dentro la bottiglia di plastica? È così difficile, e soprattutto perché chi l'ha fatto se l'è vista vandalizzata e distrutta la sera successiva, così come le biciclette green in giro negli stalli dei nostri città vengono fatte oggetto di vandalismi. Probabilmente la colpa non è tanto della classe politica, ma quanto di noi cittadini, che forse una coscienza così di rispetto per la cosa pubblica e ambientale non ce l'abbiamo. È proprio una questione di cultura, cioè la cultura per il rispetto dell'ambiente va diffusa, ma ci vuole molto tempo, e se insomma, avremmo notato tutti che i più giovani sono più sensibili, quindi ogni generazione, la generazione successiva è più attenta di quella precedente, fino ad arrivare ai sedicenni, di cui abbiamo il rappresentante massimo, che è Greta Thunberg, con i suoi scioperi del venerdì per il clima. E la plastica guardate, mi ricordo, era l'8 aprile 2003, quindi parecchi anni fa, oltre 15 anni fa, che noi abbiamo fatto a Marghera una giornata contro l'uso della plastica, l'uso eccessivo della plastica. La plastica è stata una grande opportunità. A Porto Marghera abbiamo prodotto moltissimo, sia PVC che polipropilene. Abbiamo anche abbiamo avuto il Nobel Natta, che ha per primo inventato un polimero come il polipropilene. Però abbiamo esagerato. La plastica è conveniente per alcuni utilizzi, ne usiamo troppa negli imballaggi. Ci sono per esempio dei negozi, dei grandi magazzini inglesi che non usano imballaggi, quindi si utilizza il meccanismo del consumo e poi lo si carica in un contenitore che si porta a casa. Si può fare benissimo. I sistemi di recupero, riciclo con un piccolo scambio economico, qualche centesimo, sono diffusi in diversi posti. E poi c'è la questione anche di come gestire il riciclo a livello di cittadini. Va detto però che come dire, il processo attuale è abbastanza inefficiente, nonostante qui nel Veneto e nel Trevigiano in particolare siano altissime le percentuali di raccolta differenziata. Poi la plastica che viene raccolta non sempre è riciclabile, quindi fatto 100 quello che noi raccogliamo, magari andrà 50 al vero e proprio riciclo, magari l'altro 50 delle volte va gestito va in inceneritori o altri canali, perché effettivamente non è banale riciclare tutto. Quindi l'ideale è farne meno, usarne meno, e questa è una cultura molto da cittadini, insomma, dobbiamo imparare tutti. Senta, prima dell'appello al voto, un'altra domanda. Lei parlava dei giovani, dei 14enni, dei 16enni, di Greta, che recentemente sono scesi anche per le strade e che hanno una certa sensibilità maggiore della generazione precedente. Ma non trova che possa essere questi giovani, quando saranno trentenni, quando di fatto rientreranno a pieno titolo, a pieno regime nel mondo del lavoro, forse
conserveranno questi valori o rischiano di perderli poi una volta che si buttano nel marasma, insomma, della vita quotidiana? È normale, è la deriva non dei continenti, ma in questo caso delle generazioni. Però ogni generazione quando inizia è rivoluzionaria e bisogna coglierne i valori assolutamente positivi. Noi cosa abbiamo lasciato a queste giovanissime generazioni? Abbiamo lasciato un pianeta sull'orlo del baratro, abbiamo raggiunto 415 parti per milione di CO2 proprio il 3 maggio, quindi abbiamo superato ogni livello. Abbiamo lasciato debiti spaventosi in Italia, come debito pubblico 2.250 miliardi di euro di debito pazzesco, abbiamo lasciato anche corruzione, abbiamo lasciato insomma, non abbiamo lasciato grandi esempi. Allora il messaggio che io do è: attenzione, che i più adulti sono i più giovani, cioè le generazioni più giovani sono più adulti di noi precedenti, quindi noi dobbiamo imparare. Infatti ci stanno chiedendo: fate gli adulti, basta fare i bambini, quindi siamo noi bambini e i giovani sono i veri adulti, quindi impariamo da loro, poi quando cresceranno loro avranno i loro figli che glielo diranno anche a loro. Senta, ultimi 30 secondi, l'appello al voto: perché votare Movimento 5 Stelle, perché votare per Antonio Anthony, conosciuto da tutti, Candiello? Ma insomma, il Movimento 5 Stelle porta una grande novità, porta persone nuove, quindi non porta qualcuno che c'era già da tempo, che vive di politica. Noi non viviamo di politica e abbiamo dei valori, dicevo, ambiente, innovazione digitale e anche non parsimonia, ok? Quindi rispetto massimo per i cittadini e per le risorse dei cittadini. Perché votare Anthony Candiello? Perché insomma sono attivo da quasi 20 anni sui temi dell'ambiente e sono, diciamo, una persona che ha delle capacità interpretative che servono a livello europeo. Ricordo che in Europa un europarlamentare costa in termini di struttura 3 milioni di euro l'anno, non la persona ma costa la struttura che sta dietro, quindi spendiamo bene i nostri soldi. Io dico magari una persona, se non sono io o comunque qualcun altro, ma che abbia delle capacità di interagire, perché altrimenti noi stiamo sprecando le nostre energie e il nostro tempo. Grazie a Anthony Candiello, grazie per essere stato con noi. Grazie anche a voi per essere rimasti in nostra compagnia sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali video. Arrivederci. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto.